Euroregione.news. Fondazione Friuli, i 4 pilastri del bando istruzione. Fondazione Friuli ha varato il bando istruzione 2024 presentandolo ufficialmente nella nuova sede dell'istituto Palazzo Antonini Stringer a Udine. 600.000 euro di dotazione e il sostegno di Intesa San Paolo per progetti che potranno presentare scuole dell'infanzia, istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione statali e paritari delle ex province di Udine e Pordenone, amministrazioni comunali ed enti senza scopo di lucro con operatività ricadente nei medesimi territori. Sul sito della fondazione tutte le informazioni in dettaglio sulle modalità per partecipare. Sono stati 23 i progetti sostenuti dal bando istruzione della fondazione nel 2023 che si aggiungono a quelli avviati dal 2018 per un totale di oltre 320 interventi, ha esordito il presidente Giuseppe Morandini. E con i progetti del 23 abbiamo superato dal 18 a oggi 320 interventi che rispetto al mega lavoro che fa la Regione, Assessore, cerchiamo di fare anche noi quello che possiamo, ma comunque sono, grazie alle scuole, dei progetti che sempre innovativi, sempre coraggiosi, ma in alcuni casi sono addirittura dei progetti anticipatori e non solo evitiamo le sovrapposizioni, le duplicazioni, ma ci siamo dati l'obiettivo di puntare molto al fattore moltiplicatore, nel senso che andiamo a sviluppare quei progetti che possono generare, aggiungere valore, non necessariamente valore economico, perché valore culturale, valore formativo, valore relazionale. 4 i pilastri del bando riferiti ad un principio generale sintetizzato dalla parola relazioni e accomunati dalla matrice dell'innovazione. Parola chiave di questo bando è? Relazioni, che più che una parola chiave è una sorta di filo rosso che attraversa le 4 colonne portanti del bando, perché al di là delle iniziative specifiche volevamo darci un riferimento che possa caratterizzare l'attività che si fa, e ascoltando le scuole il tema della relazione, del desiderio da parte degli studenti di recuperare quel patrimonio relazionale che purtroppo si è perso con la pandemia, ci sembrava un riferimento sfidante per tutti noi, ma soprattutto suggestivo anche per la capacità progettuale che in questi anni le scuole hanno sempre dimostrato. Relazioni internazionali dopo scuola, miglioramento delle competenze motorie, percorsi per il benessere di classe e di scuola. Sono questi i 4 pilastri su cui si regge la nuova edizione del bando istruzione, un bando dinamico perché aperto agli input provenienti dal mondo della scuola. E questo è un bando aperto, quindi anche da parte delle scuole dovesse esserci qualche idea, qualche necessità, qualche priorità da evidenziare, ben venga, e sarà nostra responsabilità e cura cercare di inserirlo anche nell'attività dell'anno successivo. Il primo pilastro del bando riguarda il sostegno a progetti che valorizzino le relazioni internazionali, le esperienze all'estero, con immutato impegno nei riguardi dell'insegnamento delle lingue estere, a cui si aggiunge una spalla per la partecipazione delle scuole a contest internazionali. Non a caso la prima colonna del bando è relazioni internazionali. Abbiamo compreso anche il passaggio sul potenziamento delle lingue che non abbandoneremo mai. Quest'anno abbiamo inserito nelle relazioni internazionali anche il supporto alle scuole per la partecipazione alle sfide internazionali. Perché in questi anni ci è capitato il privilegio di poter sostenere anche queste sfide internazionali dove i ragazzi e gli studenti delle scuole di Udine e Pordenone hanno vinto le finali nazionali e sono riusciti ad andare alle finali internazionali. Quindi dare un impulso affinché le scuole possano partecipare anche a questo tipo di iniziative ci sembrava un altro filo rosso relativo al potenziamento delle relazioni. Con il secondo pilastro del bando si sostengono progetti per il doposcuola con l'obiettivo di sostenere i genitori nelle varie fasi di crescita dei loro figli. Il doposcuola è anche qui è un facilitatore di relazioni. Il terzo pilastro, riservato a scuole dell'infanzia ed elementari, finanzia l'allestimento e la dotazione di attrezzature e di spazi ludico-motori. Terza cosa dedicata alle primarie, alle scuole dell'infanzia. Anche qui è in continuità con gli anni precedenti, il tema è quello delle palestre, delle scuole e dell'attività motoria
nelle scuole primarie, particolarmente in sofferenza. Il quarto pilastro riguarda i progetti per il benessere di classe e di scuola per contrastare sia le conseguenze del distanziamento sociale durante la pandemia sia gli effetti dell'uso degli strumenti digitali. E noi abbiamo pensato anche qui di aprire una strada innovativa e ragionare su dei progetti che possano andare ad impattare sul benessere di classe con modi esecutivi che noi definiamo non convenzionali. E mi spiego, abbiamo fatto 2 esperienze test, una a Pordenone e una a Udine, con dei percorsi, uno basato sulla musica e l'altro basato invece sulla lettura, l'attività teatrale e gli incontri con gli scrittori. Alberto Facchin, direttore area retail Udine La Tisana di Intesa San Paolo, riprendendo le parole di Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo, ha definito di impatto questa banca per la sua particolare attenzione alla crescita socio-economica del paese e alla formazione e lavoro dei giovani, volendo favorire l'allargamento multiculturale della base di accesso allo studio, sostenendo merito e talento. Sì, noi siamo molto felici di accompagnare la Fondazione Friuli in questo impegno rinnovato di confrontarsi con le generazioni future alla formazione. Siamo una banca di impatto, quindi teniamo molto a sostenere e incentivare l'occupazione giovanile e allo stesso tempo anche l'educazione giovanile. Quindi è per questo che rinnoviamo l'appoggio al bando, proprio per creare delle soluzioni mirate ad accompagnare le famiglie e i loro studenti nel percorso scolastico senza disuguaglianze e in maniera assoluta anche in una serenità. Citati il progetto Azienda Lab che dà spazio alle start-up e il finanziamento di merito. Certo, l'internazionalizzazione è una dimensione che porta la scuola, che potrebbe portare la nostra scuola a dimensioni multiculturali, che per noi diventa un fattore fondamentale per una crescita dell'innovazione della scuola del futuro. Strumenti che sono costosi, master all'estero costano, università all'estero costano, i programmi Erasmus non sono sufficienti, quindi noi con il progetto che è un finanziamento per merito, ma si chiama proprio per merito in funzione del fatto che mettiamo a disposizione una somma anche importante, 50-70 mila euro, a beneficio degli studenti indipendentemente dalla garanzia da parte della famiglia, quindi mettiamo in condizione qualsiasi studente che abbia voglia, merito e talento di strutturare una crescita anche internazionale della sua formazione e della sua anche potenziale sviluppo futuro all'estero. L'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, ha voluto ricordare di come sia la scuola a determinare in modo pesante i cambiamenti nella società, da qui l'impegno della regione in questi anni a costruire un contesto di risposte alle scuole per le loro scelte autonome, sul versante dell'internazionalizzazione declinata sulla formazione giovanile e sul tempo scuola si stanno valutando una serie di progetti anche per dare sempre più risposte alle vecchie e nuove povertà che attraversano le fasce giovanili. L'assessore, esprimendo più volte i ringraziamenti per la complementare azione di Fondazione Friuli, ha sottolineato che il bando istruzione si inquadra in una visione di sistema e con i suoi pilastri in un'idea, in linea con le strategie regionali, di crescita non solo basata su criteri economici ma sulla sostenibilità sociale, strada da seguire e per la quale la Fondazione è partner fondamentale.